Se a gennaio c'era un segnale positivo, oggi non è rimasta traccia. Dopo i numeri tutti negativo di febbraio sulla ripresa della cassa integrazione, oltre 11 milioni di ore autorizzate, cioè più di 1 milione in più, il rendiconto di marzo fornito dalla CISL del Veneto conferma la persistenza del grande freddo che in parte ha congelato il sistema produttivo regionale. La CIG di marzo però contiene anche un elemento di preoccupazione in più. Nell'ultimo mese infatti sono aumentate anche le ore di cassa integrazione straordinaria a scapito degli impiegati. Un segnale allarmante che potrebbe indicare crisi aziendali profonde per le quali, oltre alle macchine, subiscono uno stop anche gli uffici e i servizi. Il settore metalmeccanico comunque rimane il più colpito, con oltre 6 milioni di ore di cassa integrazione richieste, mentre si diversifica la distribuzione geografica, per certi versi contrastante. Tra dicembre e marzo, infatti, la domanda di CIG ha subito un forte calo sia a Belluno che a Rovigo. È in via di riduzione a Venezia e a Vicenza, mentre si presenta in crescita a Padova, Treviso e soprattutto Verona, dove le richieste sono triplicate. A queste cifre poco promettenti elaborate dal sindacato, poi, vanno aggiunte almeno 2 milioni di ore di sospensione dal lavoro che per le piccole aziende iscritte agli enti bilaterali vengono integrate da altri ammortizzatori sociali. Se sommiamo queste ore di sospensione reale dal lavoro alle ore di CIG richieste, la media di marzo del 2010 ritorna ad assestarsi sugli stessi valori del dicembre 2009, il mese che ha segnato il record assoluto nelle autorizzazioni della cassa integrazione in Veneto.